19:15, bentornati al nuovo appuntamento con TG Verona Network. Stava tentando di rubare un giaccone del valore di circa 100 euro il 33enne pluripregiudicato di origine marocchina che alle 13 di ieri, 17 gennaio, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti del negozio Coin di via Cappello. L'uomo, Beggar Ismail, era già stato notato all'interno del negozio dall'addetto alla sicurezza per il suo fare sospetto, mentre si aggirava tra gli scaffali del reparto di abbigliamento maschile. Una volta presa la refurtiva, infatti, l'uomo ha staccato la placca antitaccheggio e ha cercato di fuggire verso l'uscita. Fermato dalla security del negozio, Ismail è stato arrestato dalla polizia, accorsa nel frattempo sul posto, con l'accusa di furto aggravato. Questa mattina si è quindi svolto il rito direttissimo, durante il quale il giudice ha convalidato la misura precautelare, disponendo l'obbligo di presentazione alla Procura Generale per 3 volte alla settimana in attesa dell'udienza, che sarà rinviata al 2 marzo prossimo. Giorni di spettrale quiete per la storica azienda dolciaria Melegatti. Qualcuno vede in bilico la campagna pasquale, ma il fondo Avalon Asset Management assicura di non voler fare passi indietro. Intanto la ripartenza produttiva è in stallo, ma sarebbero infondate le voci che raccontano di frizioni tra la proprietà e il fondo stesso. Riccardo Teodori, fund manager di Open Capital, che è gestito dallo stesso fondo di investimento, ha smentito i dubbi di questi ultimi giorni sul Corriere del Veneto. Noi confermiamo il nostro impegno, chiarisce, perché è un impegno che abbiamo preso ufficialmente in tribunale lo scorso 20 novembre. Non siamo a conoscenza degli altri interessati, ma da parte nostra non possiamo far altro che confermare l'impegno assunto, si legge nell'articolo a firma di Samuele Nottegar. Motorbike Expo al via oggi in fiera, accelerate, adrenalina, importanti evoluzioni, e la kermesse che emoziona gli appassionati delle due ruote è tutta in questo servizio. Vediamo. Motorbike compie 10 anni e per l'occasione comincia un giorno prima del solito. 4 giorni anziché 3, una sfida per Verona Fiera che vede terreno fertile nel settore. Questo è un settore che in Italia vale 5 miliardi di fatturato ed è di fatto una perla del Made in Italy, perché in Italia vengono prodotte 300.000 moto ed è il primo produttore europeo di motociclette. È un settore tra l'altro in incremento anche come consumo interno, perché sono 4 anni consecutivi che chiude ogni anno con segno positivo. Motori accesi da oggi in 8 padiglioni per una superficie di quasi 80.000 metri quadrati. In esposizione moto da pista, motocross, motar, Harley Davidson, ma anche accessori, manubri, terminali e abbigliamento per veri centauri. Poi esibizioni, spettacoli, test drive e gare animeranno le 5 aree esterne dedicate. Una fiera dedicata al motociclista in tutte le sue sfumature. Non è la moto che fa motociclista, è la motociclista che fa la moto, nel senso che quando uno fa turismo anche con la Vespa, per me è un mototurista, quindi non c'è una distinzione. Andiamo dal custom al caffè racing, alla pista, al cross, all'enduro, al trial, c'è di tutti i gusti. Oh boy. 4 città coinvolte, un seminario interattivo tenuto su internet e un obiettivo preciso: aprire un confronto critico e multidisciplinare sull'Europa che sia volano di azioni concrete per sensibilizzare i cittadini sul tema spesso scansato dell'identità europea. Si è tenuta oggi la conferenza Contaminazioni per l'Europa nel Teatro dell'Educandato agli Angeli. Vediamo i dettagli nel servizio di Miriam Scandola. 4 città coinvolte, un seminario interattivo tenuto su internet e un obiettivo preciso: aprire un confronto critico e multidisciplinare sull'Europa che sia volano di azioni concrete per sensibilizzare i cittadini sul tema spesso scansato dell'identità europea. Si è tenuta oggi la conferenza Contaminazioni per l'Europa nel Teatro dell'Educandato agli Angeli. 120 studenti di scuole veronesi come l'Istituto Tecnico Marco Polo, il Liceo Scipione Maffei e lo stesso agli Angeli. Ma questa riflessione
condivisa in streaming con altre 3 città, Latina, Atene e Salonicco. Hanno partecipato anche professori universitari, addetti ai lavori o semplici appassionati. Al centro di tutto la contaminazione, ovvero quel mutamento che avviene grazie al contatto con l'altro. Il merito dell'ideazione va a Glocal Factory, realtà esperta in formazione ed europrogettazione, e poi all'ente di ricerca Alteritas, impegnato nello studio di forme di contatto tra culture e popoli diversi. Una pluralità di voci e di associazioni ha poi permesso la realizzazione dell'evento, perché la costruzione di un futuro comune parte proprio dalla collaborazione. In ognuna delle 4 città si sta svolgendo un evento e ognuno di questi eventi coinvolge gli studenti in prima persona all'interno del dialogo che si apre appunto sull'identità e su quella che è la costruzione e le azioni che vanno fatte per formare l'identità europea. Dopo una mattinata di forte impatto che ha ripercorso le ragioni storiche e filosofiche dell'Europa, il pomeriggio è stato dedicato a 5 workshop. A Verona il compito di affrontare il tema delle seconde generazioni in quell'Europa del diritto e dei diritti. In contemporanea ad Atene ci si è interrogati sulle migrazioni tra realtà e bisogni. A Latina invece il tema era cibo, strumento di contaminazione culturale, mentre a Salonicco, al centro del workshop, la diversità e la contaminazione nei luoghi dell'emarginazione come il carcere. I risultati dei lavori hanno poi trovato spazio di confronto nella piattaforma digitale e sono stati la prova che un dialogo in miniatura sull'Europa di oggi è determinante per quella di domani. Così come io dal virus mi faccio magari infettare, ma poi divento più forte, probabilmente facendoci infettare dalle contaminazioni europee diventiamo tutti dei cittadini più forti. E questa mattina abbiamo incontrato Jesusleni Gomez, la ragazza che sta girando il Veneto a piedi per scoprirne le bellezze e i lati nascosti. Vediamo il servizio di Marco Menini. Te spiegomi come si è fatto il Veneto. Parola di Jesus Gomez, brasiliana, 34 anni, partita da casa sua verso la fine dello scorso anno in direzione di 574 comuni veneti. Un progetto che prende il nome di Su Due Piedi per scoprire e raccontare sulla sua pagina Facebook luoghi storici, ville dimenticate, bottega, agriturismi e molto altro. La incontriamo oggi a Oppeano, dove ha anche incontrato il sindaco. Scarpe da trekking, zaino e giacca pesante, firmata Automobile Club Verona. Mi sono accorta che il Veneto è una regione ricchissima di storia, ricchissima di monumenti, ma guarda, chi più ne vuoi più ne ha qua, si dice così in italiano, giusto? Ho detto, adesso io vado a piedi a raccontarlo, per quale motivo? Perché così pure i veneti sappiano raccontare il suo paese stesso. Il suo motto è significativo. Il mio motto è: ti spiego come si è fatto il Veneto, perché io credo fermamente, e sono contenta perché anche qua a Verona ho trovato questo. Io credo che ogni cittadino deve essere responsabile di conoscere la storia del suo paese. Infatti tanti non sanno che a fianco a casa hanno magari una villa del 500 piuttosto che una chiesa che risale all'800. Un viaggio a piedi raccontato in diretta con collegamenti sulla pagina Facebook, seguita ad oggi da quasi 6.000 persone. Che ogni persona mi lascia un pezzo suo e un pezzo del posto dove vive, perché ce n'è tanta gente innamorata del suo paese, come ce n'è tanta gente che non conosce. Diciamo che è un intercambio culturale, no? Quello del paese vicino non sa cosa c'è, mi segue, mi guarda, si scambiano informazioni e sono l'istrumento per questo. E adesso cinema. 5 proiezioni per abbattere le barriere dell'indifferenza. Il progetto si chiama Academy Movie e nasce da un'idea del gruppo degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, accolta fin da subito da associazioni come Interzona e Unione degli Universitari di Verona. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. 5 proiezioni per abbattere le barriere dell'indifferenza. Il progetto si chiama Academy Movie e nasce da un'idea del gruppo studenti per l'Accademia di Belle Arti, poi accolta da associazioni come Interzona e Unione degli Universitari di Verona. Il quoziente culturale che noi vogliamo portare con queste proiezioni è banalmente cercare di rompere quell'indifferenza rispetto ad alcune tematiche, rispetto ad alcuni fattori che viviamo nella nostra quotidianità, che però vengono presi come comportamenti ormai normali, naturali. Vedete, l'oppressione, la questione del razzismo, la questione dello show business, tutte queste dinamiche
possono sembrare frivole, perché molte volte, anche ultimamente, ne viene parlato in modo quasi come se fossero dei mantra vuoti. Noi vogliamo aggiungere delle riflessioni rispetto a queste dinamiche. Sul grande schermo all'Accademia delle Belle Arti di Verona andranno film come La Haine del regista francese Kassovitz, Pride, Captain Fantastic, per chiudere il 17 aprile con la proiezione di Visage Village, pellicola selezionata da Interzona. Vediamo tutta una parte di cittadinanza sempre più desiderosa di dire: no, siamo tutti uguali, dobbiamo solo parlarci e conoscerci, perché questo ci sta arricchendo, un po' come stiamo facendo anche tra di noi, no? Interzona magari era più un Moloch prima e poi lo è diventato sempre meno, e la contaminazione sta cambiando moltissime cose nel collettivo e in positivo, ovviamente. Ad appoggiare l'iniziativa anche l'Unione degli Studenti Universitari di Verona. Trovare una collaborazione e condividere questo percorso con l'Accademia di Belle Arti e le altre associazioni può sempre essere una cosa positiva, perché dalle collaborazioni nascono sempre nuove idee e nuovi punti di ispirazione per andare avanti. E con questo è tutto, l'appuntamento è a domani alle ore 13:15. Da parte mia una buona serata.